20 secondi, proprio 20 secondi. Va bene, Daniele e Mattia sono tanto indaffarati, potete ovviamente comprendere quanto lavoro ci sia per far sì che ogni band che salga sul palco poi abbia i volumi adeguati alle proprie esigenze. Quindi Stefano, tu ricordati quando la musica la mettiamo a oltranza, così almeno facciamo prima. Va bene, benvenuti ragazzi, innanzitutto. Grazie, ciao a tutti, buona giornata, anzi buone 2 giornate, grazie. Noi siamo i Breaking Goose. Esattamente, questo è il nome della band che nasce in realtà dalle ceneri di un'altra band, quindi ognuno di loro arriva da esperienze musicali differenti, chi dal rock, chi dal funk, chi dal grunge, chi dal crossover, addirittura, però tutti focalizzati per quanto riguarda la tradizione del blues, e quindi si va alle radici del blues, ma non si ha paura di sperimentare, quindi creare un set e una performance che poi sia coinvolgente e possa comprendere anche il pubblico che hanno di fronte per quanto riguarda il loro viaggio musicale, quindi la loro storia musicale. E allora, senza aggiungere altro verbo, così andiamo anche più spediti, vi chiedo un applauso per la seconda band di questa prima giornata dell'Hippie Music Day, i Breaking Goose. Well, I don't know why I came here tonight. I got a feeling there's something right. I'm just scared in case I fall off my chair, and I wonder how to get on the stairs. Clowns to the left me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I wonder what it is I should do. It's so hard to get the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When I started up with nothing, hey, your body out of self-made man. Hey, you're ready, you're come crawling, stab you on the back and say, try to make some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When it started off with nothing, hey, your body out of self-made man. Hey, your friends and your come crawling, stab you on the back and say, please, please. Well, I don't know why I came here tonight. I got a feeling there's something right. I'm just scared in case I fall off my chair, and I wonder how to get on the stairs. Clowns to the left me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Here I am, stuck in the middle with you. Breaking Goose, buongiorno a tutti. Prossimo brano, come non fare in questo Hippie Music Day, che in pratica appunto è una rivisitazione in chiave moderna del mitico concerto di Woodstock, non fare un brano dei Doors.
gotta roll, 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 you gotta thrill my soul, alright. Roll, 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 thrill my soul, you gotta keep a donkey two time, honk, 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 you got your each a Buddha, each a Babalula, each a moach your finger, easy and conk, yeah right. Later, give up your vows, give up your vows. Save our city, save our city, right now. Well, I woke up in the morning and I got myself a beer. Yeah, I woke up in the morning and I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, hey, all night long. Il prossimo brano è stato proprio fatto a Woodstock, intorno mi pare all'1 del mattino, di non mi ricordo quale dei vari giorni, probabilmente non se lo ricordano neanche loro, questi erano i Mountains.
Questi erano i Mountains, Beside the Sea. Prossimo brano, non so se l'aveva fatta a Woodstock, ma lui sicuramente c'era, il grandissimo Jimi Hendrix. Una interessantissima storiellina di lui che andava in giro, probabilmente per concerti, sicuramente, a farsi un sacco di droga. E poi niente, è rientrato a casa, praticamente ha trovato la serratura di casa cambiata da sua moglie. Questo è il suo racconto. Red House Blues. There's a red house over yonder. That's where my baby stays. Yeah. There's a red house over yonder, baby. That's where my baby stays. Oh, haven't known to see my baby in about 99 wild days. Wait a minute, something's wrong. The ski won't unlock the door. Wait a minute, something's wrong, baby. The ski won't unlock the door. I tell her this, I've got a bad, bad feeling now that my baby don't leave it no more. Yeah, but that's alright. At least I still got my guitar. Look out, baby. E qui abbiamo Fabrizio Pillai alla chitarra, grazie, un applauso. I'm gonna swell go back down, way back across the under, over the hill. Yeah. I might as well go back over yonder, baby. Way back across the under, over the hill. Yeah, that's where I came from. 'Cause my baby don't love me no more. No, I know her sister will. Questo è un altro brano sempre di Jimi Hendrix, ci piace molto. In realtà il brano è di Bob Dylan, però lui, non lo so, possibilmente, per quanto difficile, l'ha migliorato.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman, drink my wine, plowman, dig my earth. No will ever on the line, nobody offer this worth. Hey, no reason to get excited, the difficult spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I will be through that, and this is not our fate. So let us stop talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Princess kept the view while all the women came and went, but for seven stood alongside in the cold distance. A wildcat did a crowd, two riders were approaching, and the wind began to howl. Hey! All along the watchtower, grazie. Altro brano dei Doors, bellissimo, ovviamente. Love Me Two Times. Qui non avendo l'Hammond, il mitico Hammond dei Doors, ci siamo dovuti arrangiare poco a poco con l'armonica, abbiate pazienza. Però non mettere niente era impossibile.
E niente, siamo arrivati al penultimo brano. Questa è Love Me Two Times. Dopo questa ne facciamo un'altra, poi abbiamo finito di rompervi le palle. Speriamo che non sia stato troppo brutto per voi, soprattutto con questo sole cocente. Non bastavamo noi a martellarvi il cervello, ci mancava anche quello. Però magari col maestrale è stato un po' così, anche abbastanza gradevole. Speriamo di esserlo stato anche noi. Noi siamo i Breaking Goose. Ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo i ragazzi sul palco che sono assurdi, eccezionali. Il grande Maurizio Casoli dietro e niente, grazie a voi per esserci stati. Loan me 2 times, babe. Loan me twice today. Loan me 2 times, baby. I'm going away. Loan me 2 times, yeah. One for tomorrow and one just for today. Loan me 2 times, I'm going away. Loan me 1 time, babe. Could not speak. Loan me 1 time, baby. Yeah, my knees got weak. Loan me 2 times, yeah. Lost me all through the week. Loan me 2 times, I'm going away. Loan me 2 times, I'm going away. All right, yeah! Loan me 1 time, babe. Could not speak. 1 time, baby. Yeah, my knees got weak. Loan me 2 times, yeah. Lost me all through the week. Loan me 2 times, I'm going away. Loan me 2 times, babe. Loan me twice today. Loan me 2 times, baby. I'm going away. Loan me 2 times.
Villai, Simone Floris, Alessandro Pira, Andrea Scorciapino, questi erano i Breaking Goose, grazie. Breaking Goose, grazie a voi, grazie a Alessandro, Andrea, Fabrizio e Simone, grazie davvero per averci fatto fare questo viaggio nel blues, ma non solo, ovviamente, e grazie anche a tutti loro che sono sotto questa sorta di canicola, si dice, però dai, il maestrale leggero oggi ci aiuta a sopportare un po' meglio, non che però alla fine della giornata uno che sta sotto il sole e non ha messo la protezione vada a casa lindo come è arrivato, no, quindi vi consigliamo di proteggervi, facciamo anche questo uso divulgativo della protezione solare che potrebbe essere una cosa interessante, anche perché sennò finisce come il forno ventilato, vai via completamente gremato, si direbbe. Allora le vedo arrivare, adesso c'è un piccolo cambio di scaletta per quanto riguarda il palco A che rimane attivo, adesso tra poco dopo questa esibizione ci saranno i time skip sul palco, ma prima sono meravigliose tutte queste bambine piene di colori e quindi io volevo ringraziare chi le ha portate fino a qui, partendo da Galaeva Inessa, che è la loro coreografa, presidente della SD Galaxy Dance Academy, con lei Angela Pantaleo per quanto riguarda ovviamente la SD Butterfly Sestu e Annabel Porceddu, la Mambo Dance di Donori. Grazie ragazze per essere qui con noi e godiamoci questo spettacolo, quindi rivolgiamo lo sguardo a loro che stanno sotto al sole, sicuramente un po' di refrigerio l'hanno trovato sotto quegli ulivi, però adesso è il loro momento e le coreografie sono dedicate a questa danza che tra l'altro parte di uno degli elementi importanti della nostra vita, no? Terra, aria, acqua, fuoco, e il titolo è Dalle scintille alla fiamma, e quindi ringraziamo le ragazze di queste 3 scuole e di queste 3 associazioni, se vogliono e se sono pronte, le presidenti e anche coreografa, insomma accompagnatrici tutto della ASD Galaxy Dance Academy, della ASD Butterfly Sestu e della Mambo Dance Donori. Brave bimbe, grazie davvero di cuore per essere passate qui